Sono le 8 del mattino, è venerdì 27 marzo. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Con Lorena leggeremo come sempre i quotidiani, prima quelli regionali poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie. C'è stato un incendio nel pomeriggio di ieri al padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania, fumo visibile anche a distanza, ci sono stati anche dei momenti di preoccupazione, è stato evacuato l'intero edificio, nessun ferito, i pazienti poi sono rientrati in serata, ma vediamo. C'è stato un incendio negli ultimi piani, voi dove eravate? Lì sopra, molto brutto, molto brutto. Hanno evacuato tutto l'ospedale, almeno la parte dell'F3. Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove un incendio ha fatto scattare l'allarme generale. Decine di mezzi dei vigili del fuoco, personale del 118, volanti della polizia mobilitati per i soccorsi, mentre pazienti e personale sanitario venivano fatti uscire in fretta dal padiglione F3, tra il freddo e il vento in aumento che complicava ancora di più la situazione. C'è stato tanto fumo, puzza di bruciato, naturalmente si è sentito fino ai piani bassi, noi siamo qua sotto. Anche noi stesse ci siamo preoccupate, pur essendo appunto al piano zero. Abbiamo visto il fumo e se abbiamo sentito correre. Una densa colonna di fumo visibile anche a distanza si è alzata dal tetto dell'edificio. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe partito da un malfunzionamento agli impianti di climatizzazione. Una fiammata si sarebbe sviluppata nel cavedio tra il sesto e il settimo piano, con il fumo che ha rapidamente risalito la struttura fino a fuoriuscire dalla copertura. È una cosa inaspettata, insomma. Però ho visto che tutto il personale ha lavorato in maniera eccellente. I pazienti sono stati spostati nel vicino centro congressi in attesa di venire ricollocati. I pazienti sicuramente sono anche scossi. Certo. Però si sono ripresi, devo dire, abbastanza bene. Hanno avuto una buona reazione. Attimi di paura, confusione, ma nessun ferito. Alla fine della giornata i pazienti sono ritornati nei reparti. La zona e la struttura interessate dall'incendio saranno sottoposte a sequestro per analizzare le cause del rogo. Allora andiamo subito da Lorena per leggere questa notizia. Sì, la andiamo a vedere sulle pagine interne del quotidiano La Sicilia, appunto. Vediamo in questa foto in taglio basso proprio il momento della fiammata. Vedete questa nuvola di fumo nero che fuoriesce dall'ultimo piano di questo modulo dell'ospedale Cannizzaro. Eravamo appunto fra il settimo e l'ottavo piano, le fiamme sono state originate da un vano tecnico verticale. In questo piano sono presenti condotte di casse medicali e impianti di climatizzazione. Successivamente sono stati controllati i reparti dei piani coinvolti. Il personale ospedaliero e quello del 118 hanno contribuito a evacuare i pazienti che sono stati trasferiti in altri reparti o temporaneamente o al centro congressi. Però, come diceva la nostra Eva Spampinato, nessuna persona è stata intossicata o ferita. Dopo le verifiche di agibilità è stato avviato il ripristino della normale attività di reparti e ambulatori. I tecnici sono intervenuti per isolare l'area più direttamente interessata e solo una parte del settimo piano rimane temporaneamente inibita. Ci occupiamo ancora della strage di Altavilla. È stata assolta la figlia di Barreca. Per la Corte fu incapace di opporsi. Miriam all'epoca dei fatti era minorenne e in quella circostanza, lo ricorderete, furono uccisi la madre e anche i due fratellini. È stata annullata la condanna a 12 anni e 8 mesi di carcere. Assolta con una decisione che ribalta il verdetto di primo grado di una delle stragi familiari più sconvolgenti degli ultimi anni, la Corte d'Appello ha scagionato Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, minorenne all'epoca della strage di Altavilla Milicia. Un verdetto che cambia la lettura di Una notte d'orrore, quando nel febbraio del 2024 una famiglia fu sterminata tra violenza e fanatismo. La giovane, oggi 21enne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi con rito abbreviato, una sentenza ora completamente riscritta. I giudici hanno stabilito che Miriam non è imputabile per il triplice omicidio in cui persero la vita la madre Antonella Salamone e i fratelli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Accolto il ricorso della difesa, è stata applicata la normativa prevista per i minori, riconosciuta una capacità di intendere solo parziale e soprattutto l'impossibilità di opporsi agli adulti che portarono a compimento la strage. La ragazza, ritenuta inizialmente parte attiva, aveva confessato e collaborato con gli inquirenti, pur tra iniziali dubbi sulla sua attendibilità.
Per Miriam è stato disposto l'inserimento in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, dove seguirà un percorso con educatori e specialisti, sottoposto a verifiche periodiche. Andiamo da Lorena per leggere di questa strage. Certo è una notizia che in qualche modo ha preso un po' tutti alla sprovvista in contropiede. Tutti tranne appunto la Certamente. criminologa Roberta Bruzzone, insomma un volto noto della TV. Lei si dice non stupita, per nulla sorpresa. Perché? Perché la ragazza, secondo la Bruzzone, non poteva opporsi in quell'ambiente. Ho sempre ritenuto il padre uno psicopatico delirante, spiega la Bruzzone. In un contesto del genere una ragazzina non poteva certo sottrarsi a quello che è successo. Fra l'altro, aggiunge la Bruzzone, Miriam aveva poi un rapporto molto forte con il padre, era un po' per la preferita e per immaturità o altro è stata travolta da tutto questo anche lei. Chiaramente la ragazza era in una fase evolutiva importante e molto delicata, con una capacità decisionale fortemente compromessa dal contesto, non aveva gli strumenti adatti per combattere quello che stava succedendo e quindi è stata assorbita dagli eventi. Ma la Bruzzone si spinge oltre, perché lei dice che la soluzione di Miriam, quindi della figlia, potrebbe avere ripercussioni anche sul processo in corte d'assise al padre. Ce lo auguriamo, dice, in considerazione della lettura che è stata data al ruolo della figlia. Barreca non è semplicemente fanatico, è uno psicotico delirante che pensava, per esempio, di far ripartire la macchina semplicemente appoggiando le mani sul cofano. Sulla sua posizione non credo ci siano dubbi anche da periti esterni. Bene, adesso però ci occupiamo ancora in qualche modo di giovanissimi. A Mister Bianco stavolta una ragazzina di 12 anni ha salvato in qualche modo la mamma chiedendo aiuto, ha chiamato praticamente i soccorsi. La mamma era vittima di diciamo, violenza in famiglia. Ma vediamo il servizio. Venite presto, papà sta picchiando la mamma. All'altro capo del 112 c'è la vocetta disperata di una ragazzina. Ha solo 12 anni ma decide che non può restare impotente di fronte all'ennesima aggressione alla madre. È lei che compone il numero di emergenza. Immediato l'intervento dei carabinieri che in una casa al centro di Mister Bianco trovano un uomo ubriaco che aveva preso a calci la compagna, ancora impaurita e dolorante. I medici hanno attivato il codice rosa. La donna ne avrà per 30 giorni. Solo una volta al sicuro ha deciso di denunciare i maltrattamenti da parte del compagno che andavano avanti da 18 anni. Per 2 volte nei mesi scorsi la donna aveva trovato rifugio a casa di sua madre, ma non era bastato a fermarlo. Ci è voluto il coraggio della figlia. Adesso per il 44enne è scattato l'arresto. Eh sì, dicevi proprio. Un'altra storia diciamo, che coraggio. Coinvolge giovani, ma una storia di coraggio di una ragazzina di appena 12 anni. Sì, sì, perché è stata proprio lei a chiamare i soccorsi che purtroppo, suo malgrado, è stata testimone dell'ennesima aggressione tra le mura domestiche. Quando i militari sono giunti in questa abitazione si sono trovati di fronte ad una scena purtroppo emblematica. L'uomo era in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol, mentre la madre appariva visibilmente scossa, dolorante e terrorizzata. Ed era stata, secondo quanto hanno ricostruito i militari, appena colpita con un calcio ad un braccio al culmine di una violenta aggressione, prima verbale e poi fisica. Tuttavia il dato più allarmante è emerso in sede di denunce, cioè che queste violenze andavano avanti da ben 18 anni, un calvario fatto di condotte brutali e di continue vessazioni che l'avevano costretta nei mesi di novembre e dicembre a fuggire di casa per cercare rifugio nell'abitazione della madre, fuga che non le è bastata e pensate tutte violenze a cui hanno assistito per anni questa ragazzina quando era ancora piccolissima. E ora parliamo invece di politica perché dopo alcuni giorni dal risultato del referendum c'è una situazione agitata anche alla regione siciliana, la maggioranza assente all'Ars, adesso qualcuno rischia diciamo, anche di perdere il posto, fra virgolette, nel senso qualcuno degli assessori, qualcuno che fa parte chiaramente del governo e non solo alla regione. Ma vediamo e sentiamo i particolari con questo servizio.
Dopo la sconfitta referendaria, il terremoto politico registrato a Roma potrebbe sbarcare anche in Sicilia. Le voci di corridoio si inseguono e il commissario di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella, dice che sulle questioni giudiziarie applicherà il criterio che verrà indicato dal Partito Nazionale. A rischiare sarebbe soprattutto Elvira Amata, assessore al turismo, che potrebbe rientrare nella strategia meloniana tesa ad accantonare proprio gli indagati. Rischia, anche se meno, persino il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, ma ancora il commissario di Fratelli d'Italia Sbardella riferisce di non avere sentori di cambi di rotta nell'isola. La partita invece appare abbastanza aperta all'interno di Forza Italia. Tocca al deputato catanese Salvato Marchio lanciare un appello perché anche in Sicilia venga recepita l'indicazione di Marina Berlusconi e si proceda velocemente verso il Congresso. Lo scontro interno, sostiene Tomarchio, rischia di oscurare gli importanti risultati politici e amministrativi del governo Schifani. Dati, economia e impresa sono le parole chiave su cui puntare. Intanto l'eurodeputato Marco Falcone, che è anche coordinatore azzurro a Catania, ha incontrato il governatore Renato Schifani. Serve un cambio di passo nella gestione del partito in Sicilia, ha detto dopo il vertice. Infine c'è il centro-sinistra che cavalca la vittoria del no e pensa ad anticipare le primarie per scegliere i propri candidati anche subito. Insomma, una situazione piuttosto in evoluzione, diciamo Sì. così. E la coda lunga diciamo, del referendum appunto arriverà anche in Sicilia. I casi Galvagno-Amato sono già sul tavolo di Meloni, stretta pure in Sicilia. Ieri ha parlato, come avete sentito, il commissario del partito Luca Sbardella, che dice che sarà applicato lo stesso criterio utilizzato dal Partito Nazionale e quindi potrebbe diciamo, riguardare Galvagno e Amata, i due esponenti che sono sotto inchiesta. Indicazioni che, malgrado la prudenza di Sbardella, sembrano imminenti perché a chi le sta accanto non è passata inosservata la crescente irritazione di Meloni sui casi di Amata e Galvagno, che il leader 5 Stelle Giuseppe Conte gli aveva rinfacciato direttamente in aula. Così, dopo il braccio di ferro con la ministra Santanchè, Giorgia Meloni ha preso direttamente in mano i fascicoli più caldi, anche quelli che gli stessi probiviri del partito avevano messo in congelatore, e quindi appunto Amata e Galvagno in questi momenti non stanno passando ore tranquille. Possiamo completare allora la rassegna stampa regionale. Allora, andiamo a vedere intanto le prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Repubblica Palermo, appunto questo è il tema. Meloni apre il dossier indagati, una stretta pure in Sicilia, e poi l'ondata dei rincari, dal gasolio alle uova, guida ai rincari di Pasqua. Parleremo anche dei cantieri senza fine a Palermo, la metro e il nuovo porto. E poi Gazzetta del Sud, anche qui contraccolpi e post referendum, si è dimesso anche Gaspari, naturalmente a livello nazionale, mentre in taglio basso si parla di un traffico di droga tra Messina e Milazzo con un giro d'affari da 1.000 euro al giorno. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, anche qui fioccano le dimissioni, Gasparri lascia la guida di Forza Italia, mentre di spalla vediamo la questione di Altavilla, cioè la strage dopo questi esorcismi assurdi. Abbiamo sentito il commento, abbiamo letto il commento della Bruzzone, qua invece ci racconta questa rete di sostegno per recuperare questa ragazza, che sarà accolta appunto da una struttura protetta fuori dalla Sicilia, in cui sarà inserita e dove verrà seguita da educatori e specialisti. E poi vediamo il primo pagina del quotidiano di Catania, La Sicilia, anche qua rottamazione in Forza Italia, apriamo alla classe dirigente e poi 20 di novità, ecco i giovani critici, sempre sul tema politica, mentre invece andiamo anche a Niscemi, un quartiere da realizzare per gli sfollati. Ma andiamo all'interno, troviamo con ampio spazio la vicenda della comunità di adepti al Santone, da cui sono stati allontanati 2 minori. Vivevano nel bosco di Gibilmanna, ma è una vicenda molto diversa da quella della famiglia nel bosco, perché qui c'è la figura di un Santone. Lo vediamo qui accanto ad una Maserati, e quindi con un tenore di vita molto diverso da quello dei suoi seguaci, che vivevano in una casa semidiroccata. Lui è stato sentito nella procura di Termini Imerese, dove si è presentato
appunto con abiti di lusso, occhiali firmati, sguardo sorridente, quindi molto sicuro di sé, si definisce psicologo, sciamano, guaritore, guida spirituale. Al momento non è indagato, è stato sentito come persona informata dei fatti, ma i magistrati vogliono vederci chiaro sia sulla parte economica, sia sulle eventuali manipolazioni del gruppo di seguaci trovati appunto in un casolare di campagna con 2 bambini non vaccinati e non scolarizzati. Il colloquio con questo santone è durato diverse ore e a quanto pare ha dato diversi spunti per le indagini. Andiamo poi avanti, siamo nelle pagine appunto di Palermo, c'è la decisione del TAR su Mondello, sulla spiaggia, cade un'ombra sulle concessioni siciliane, sono scadute nel 2024 dall'ordinanza sulla italo-belga i rischi per altri lidi dell'isola. E si cerca ancora di stabilire un piano su come gestire la spiaggia di Mondello durante la prossima estate, quindi clima di grande incertezza. E poi parlavamo appunto del caos suscitato dal referendum, in particolare nella maggioranza. Avete sentito le indicazioni del commissario di Forza Italia Sbardella, che attende indicazioni dalla Meloni. Forza Italia, Altolà di Schifani alla corrente di Mulè e Falcone, si apre la sfida in vista del prossimo congresso siciliano che si terrà ad aprile o a maggio. Il governatore respinge il pressing dei rivali e difende il coordinatore siciliano Marcello Caruso, ma sicuramente il verdetto del referendum ha accelerato la resa dei conti tra le opposte fazioni. E poi Repubblica si occupa dei rincari di Pasqua, dai voli al gasolio, alle uova, alle colombe, in arrivo una vera e propria stangata di Pasqua, costi logistici, crisi internazionale, problemi nelle raffinerie sono le cause di rincaro dei prezzi al dettaglio. La Sicilia sempre più cara e difficile da raggiungere, ad iniziare dal caro gasolio, perché la Sicilia si conferma tra le regioni con il carburante più alti d'Italia, con il prezzo medio del gasolio, secondo i dati forniti da Codacons, che fino a ieri si attestava a 2,057 euro al litro. Pensate che l'isola si trova solo dietro a Bolzano e alla Valle d'Aosta, città che hanno un tenore naturalmente molto più alto della Sicilia. E poi, se il prezzo del gasolio è alle stelle, non va meglio con i trasporti. Chi volesse trascorrere Pasqua e Palermo partendo da Milano deve mettere in conto oltre 500 euro. Abbiamo fatto anche noi una simulazione e costava meno che andare a New York. E poi il rialzo riguarda anche uova di cioccolato, colombe e altri prodotti dolciari, trainato da 2 dinamiche. Da un lato crescono gli acquisti di prodotti artigianali che sono più cari, dall'altro l'inflazione nel settore dei trasporti e della logistica spinge in alto i prezzi dei prodotti confezionati. E poi sulla Sicilia vediamo anche un'analisi della sentenza Ombra, che ha condannato oltre 200 anni di carcere la cupola, il vertice della mafia catanese. Staffetta mafiosa fra i capi Napoli e Russo, sopra c'è solo lo zio Nitto ed Enzo il Grande. Nitto è naturalmente Nitto Santapaola, scrive Laura Di Stefano, morto 3 settimane fa, già cremato, secondo le sue volontà, l'urna consegnata ai familiari, mai un giorno di permesso dal carcere duro, ma questa lontananza dal mondo della libertà non ha intaccato la sua forza all'interno del clan Santapaola ercolano. E lo vediamo da una intercettazione che è finita agli atti, con Strano appunto che cercava di spiegare cosa stava succedendo ai posti di comando. In realtà ti spiego una cosa, come sono le cose, così tu capisci. Per la famiglia Santapaola c'è una persona oggi che è Ciccio Russo, lui, sopra lui c'è solo lo zio Nitto ed Enzo il Grande, poi non c'è più nessuno, è la buonanima, basta. Una frase che cristallizza con poche parole gli assetti della leadership in quel determinato momento, cioè parliamo di 3 anni fa. E poi vediamo ancora una maxi operazione antidroga nel Messinese, portavo più di 1.000 euro al giorno, il giro d'affari del traffico di droga.
E in conclusione, sempre la crisi idrica che sembra paradossale, ma in Sicilia si spreca 700 milioni di metri cubi potenzialmente disponibili, ma l'acqua continua a perdersi in queste reti idriche cosiddette colabrodo. È un dato rivelato dal segretario regionale della CIA, che mette sul tavolo anche il nodo delle opere incompiute. Il settore attraversa una fase critica con costi di produzione insostenibili, di nuovo i costi e i rincari dei fertilizzanti e dei carburanti. Noi ci fermiamo qua, a te la linea, Angelo. Grazie Lorena, con te fra poco ci ritroviamo per leggere i giornali, quelli nazionali. Intanto però diamo lo sguardo come sempre alla viabilità. La prima telecamera ci mostra la situazione al Tondo Gioielli, una telecamera un po' ballerina stamattina perché c'è il vento e quindi diciamo che ne subisce le conseguenze, ma la situazione traffico, viabilità mi sembra rispetto alle altre mattine un po' più fluida, un po' più tranquilla. Vediamo cosa succede in via Vincenzo Giuffrida. Siamo sempre su Catania, qui la situazione invece è un po' diversa. Come sempre a quest'ora del mattino sono tantissime le auto che si riversano sulla città di Catania, entrando poi da Viale Mediterraneo. Vedete a sinistra le auto in ingresso, a destra invece sono le auto in uscita dalla città. Situazione un po' più tranquilla rispetto alle altre mattine anche sulla parte bassa della circonvallazione, sul Viale Odorico da Pordenone. Anche qui insomma non ci sono le lunghissime file, c'è qualche coda probabilmente dettata anche da qualche semaforo evidentemente, e invece questa immagine ci fa capire come oggi il cielo non sia assolutamente limpido, anzi tutt'altro, c'è un nuvolone che avvolge praticamente l'Etna. Anche se confidiamo nel vento che potrebbe spazzare velocemente queste nuvole. Ma non c'è solo vento, forse probabile ci sarà anche qualche precipitazione nella giornata di oggi. Qui siamo a Taormina, vedete il cielo anche qui sul Golfo di Taormina è piuttosto coperto, direi minaccia anche pioggia da quelle parti. C'è qualche goccia di pioggia anche sulla nostra telecamera che non è assolutamente limpida. D'accordo, bene, grazie, ci fermiamo qui per il momento per questo primo segmento di Buongiorno Sicilia. Fra poco saremo di nuovo insieme con Lorena Dolci, leggiamo i quotidiani nazionali. Siamo di nuovo insieme, è il momento di leggere i quotidiani, quelli nazionali. Allora andiamo da Lorena. Le prime pagine sono tutte dedicate alla resa dei conti in Forza Italia e quindi a quello che è successo nella maggioranza dopo il voto sul referendum. Partiamo dal Corriere della Sera, la scossa investe anche Forza Italia, caso Santanchè, Meloni si tiene alla delega al turismo, il caso è che la Santanchè alla fine si è dovuta dimettere, le scelte per rilanciare l'azione di governo e poi naturalmente il caso gravissimo della prof accoltellata a scuola che ha scritto una lettera che leggeremo fra poco. La Repubblica parla di resa dei conti in Forza Italia, Stefania Craxi capogruppo al posto di Gasparri, Marina Berlusconi dice da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente e poi l'abuso d'ufficio che deve tornare reato, lo dice l'Unione Europea che cancella la riforma Nordio e quindi diciamo un'altra tegola per la maggioranza. Polveriera Forza Italia, il titolo della Stampa, scossa anche da parte della famiglia Berlusconi, naturalmente poi parleremo anche dell'escalation USA e della strategia che secondo l'analista Natalie Tocci favorisce l'Iran e poi l'Avvenire che fa un'apertura diversa, decide di fare l'apertura dedicandola alla guerra perché è passato già un mese, come passa il tempo verrebbe da dire, il 28 febbraio l'attacco di USA e Israele all'Iran, nebbia su negoziati, continuano i raid, ucciso il comandante della Marina di Teheran, Trump prolunga la mini tregua sui pozzi. Ma andiamo appunto nel dettaglio, partiamo dalla politica, il terremoto in Fratelli in Forza Italia lascia Gasparri, mi dimetto da capogruppo, plaude Marina Berlusconi, la numero 1 della Fininvest, figlia di Berlusconi, auspica apertura della classe dirigente ma conferma sostegno al vice premier. Quella telefonata di Marina Giorgia, per entrare un po' nel dettaglio, serve un cambio di passo nel partito. Questo è il suggerimento di Marina Berlusconi. Nel frattempo cosa fa la sinistra? Cerca di stipulare un patto per ottimizzare
il risultato del referendum. Schlein e Conte d'accordo su come scegliere il candidato premier, confronto nei gazebo tra leader di partito senza figure esterne e quindi direttamente loro in corsa. Ma c'è ancora un'analisi del voto. Sapete che si è detto che hanno votato molto i giovani, ha pesato il voto dei più giovani. Secondo questo commento, in realtà il no al referendum non è un atto di fiducia per il centro-sinistra, ma un'opinione personale, cioè i ragazzi hanno votato per un'idea ma non i nomi della politica, e questo dovrebbero tenerlo ben presente i leader della sinistra. Ma poi c'è l'altra tegola sul governo che arriva dall'Unione Europea, braccio di ferro sull'abuso d'ufficio, il reato che è stato cancellato. L'Unione chiede infatti che venga ripristinato, e guardate la legislazione in Europa, secondo questa grafica tutti i paesi in verde lo considerano come reato, mentre solo l'Italia che non lo punisce e quindi chiede appunto di ripristinarlo. Ma andiamo agli scenari invece internazionali, perché come diceva l'Avvenire siamo a un mese dall'inizio della guerra in Iran. Trump minaccia, poi apre, potrei riprendermi il petrolio, l'ultimatum slitta al 6 aprile. Intanto a Wall Street è calo record all'inizio delle ostilità, perché è una guerra anche che si combatte nei mercati economici. Teheran preme per trattare con Vance, il vice premier, che è più aperto, diciamo, ad un dialogo. Diciamo che non si fidano dei precedenti diciamo, uomini mandati, emissari mandati da Trump, soprattutto Witkoff e anche il genero che al tavolo di Ginevra hanno in qualche modo interrotto bruscamente le trattative, e da lì poi è partito l'attacco, anche perché appunto il governo Trump è molto diviso tra falchi e colombe. Qua emerge qualche dettaglio di questa strategia: droni e marines infiltrati, i piani dello sbarco USA, mentre in Iran è stato ucciso un ammiraglio. Ma vediamo anche la strategia dell'altra parte dell'Iran, la trappola degli ostaggi, cioè vogliono catturare dei soldati americani per usarli come ostaggi. Così il vecchio falco Rezai vuole umiliare Washington. L'appello ai civili nel Golfo: diteci dove alloggia il personale USA, perché tra l'altro Israele è molto sensibile appunto, come sappiamo, agli ostaggi. E fra l'altro, ce lo dice la stampa, c'è una sorta di rivolta al Congresso da parte dei repubblicani, cioè il partito di Trump. Esplode lo scontro a Capitol Hill, non tutti sono d'accordo, attacco a Trump, nell'amministrazione regna il caos, e quindi anche, diciamo, in casa Trump ha delle gatte da pelare. Andiamo invece, torniamo in Italia con questa vicenda scioccante, lo studente, sapete, che ha accoltellato la professoressa. Sul Repubblica vediamo le due facce: da una parte appunto lo studente che aveva rivendicato questa aggressione, infrangerò tutte le regole, aveva detto, tanto non sono punibile, quindi ben consapevole della sua età. L'agguato anticipato sui social, poi un video girato in diretta durante l'assalto. I suoi genitori dicono: qualcuno ha influenzato negativamente. E vedete alcuni stralci del manifesto pubblicato su Telegram. Non posso più vivere una vita così, scriveva lo studente, una vita piena di ingiustizia, mancanza di rispetto e banalità. Ucciderò la mia insegnante di francese. E poi ancora: le regole non sono qualcosa che dovrei seguire, ma che dovrei infrangere, e non c'è niente di meglio per farlo che vendicarsi. E poi ancora questo delirio di onnipotenza: sono unico e non sono un imitatore di un precedente attacco scolastico. Voglio essere riconosciuto per andare contro la norma. L'unica cosa che conta sono io, nessun altro conta, nessuna vita conta oltre la mia. La vita è inutile se decidi di viverla come un topo. Accanto a questa sorta di delirio poi arrivano invece le parole cariche di buonsenso, di riflessione della professoressa che ha scritto una lettera dal letto di ospedale. Non lasciamo vinca il buio, la mia ferita sarà un ponte. È colma di parole d'affetto per i ragazzi, quello che ha scritto Chiara Mocchi, che sta meglio, non è più in pericolo di vita. E per esempio lei scrive:
Chi mi ha colpito forse nel profondo non sa neanche perché lo ha fatto, come non lo sapranno neppure i suoi genitori. Le coltellate sul mio collo e sul mio torace avrebbero potuto fermare il mio cammino per sempre, ma lei non si ferma perché annuncia: tornerò in classe tra i banchi dove ho sempre sentito di appartenere e tornerò a insegnare e a credere nei giovani. Quindi vedete quanto coraggio in questa donna. C'è un'altra Berlusconi che parla in questo momento, non è Marina, è Barbara Berlusconi, l'altra figlia più giovane, e lei proprio rispetto a questo fatto chiede una legge sull'uso dei social per i minori. È un'emergenza nazionale, i genitori sono soli. E lei dice che è particolarmente colpita dai fatti di Bergamo. Ai miei figli, 5 figli, niente smartphone fino alle superiori. Ed è una scelta, fra l'altro, che hanno fatto anche molti dei big di Silicon Valley, quelli che poi la tecnologia l'hanno inventata e l'hanno portata avanti. E poi questa storiaccia che arriva. Profanata la tomba di Pamela, la modella uccisa dalla ex che non ha pace neanche da morte, il suo corpo ritrovato senza testa. 5 mesi fa il femminicidio a Milano, aperta un'inchiesta per vilipendio di cadavere e furto. I familiari sono davvero sotto shock. E per finire un'altra storia, abbastanza anche questa scioccante. Pensate, una coppia di Trieste che se n'è andata in vacanza a Sharm el Sheikh sul Mar Rosso, lasciando a casa i figli minori. La coppia è stata smascherata dalla segnalazione degli insegnanti. Volevano festeggiare un compleanno al sole del mare turchese, senza la necessità di nascondere nulla ad amici e parenti, ma avevano lasciato chiaro ai 5 figli dove sarebbero andati e si erano raccomandati con le classiche parole: fate i bravi a casa. Non c'era alcuna sorpresa né disorganizzazione, i bambini sapevano esattamente cosa stava succedendo e così è stato. Si sono dimostrati autonomi e responsabili. Il maggiore è un adolescente che frequenta i primi anni alle superiori, ha assunto il ruolo di guida, distribuendo compiti e verificando che gli altri rispettassero le regole. La routine l'hanno mantenuta, sono stati effettivamente bravi, ma il caso è emerso soltanto grazie alla segnalazione di un insegnante attenta ai racconti di 2 bambini della primaria, 2 bambini, 2 fratellini che hanno lasciato intuire che c'era qualcosa di strano. Un sopralluogo ha fatto saltare fuori questa verità. Mi permetto di aggiungere nella rassegna stampa su tutte le prime pagine, come avrei notato, ci sono tutte tante foto notizie per la nostra nazionale che ieri ha battuto nella prima gara, diciamo, di questi play-off l'Irlanda del Nord 2-0, si sono guadagnati l'accesso alla finale, giocheranno contro la Bosnia martedì. E insomma speriamo di poter tornare questa volta quanto prima ai mondiali, speriamo sia già proprio ai prossimi, grazie speriamo al successo magari nella prossima sfida con la Bosnia, che sarà l'avversario degli azzurri. Grazie allora a Lorena, che ritroviamo più avanti nel corso della nostra trasmissione, ma intanto ci dobbiamo fermare, ci sono pochissimi momenti di sosta e poi il primo degli ospiti di questa mattina sarà con noi il presidente della Croce Rossa Italiana. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, come annunciato. Adesso diamo il benvenuto e bentornato e bentrovato a Rosario Balastro, che è il presidente della Croce Rossa Italiana. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Allora, diciamo che qualche giorno fa ad Aciriale vi siete ritrovati per un confronto internazionale. La Croce Rossa, sì, ma ci erano tantissime altre, diciamo, nazioni, la Croce Rossa Italiana, assieme ad altre nazioni, 21 se non dico male, le delegazioni presenti. C'era anche quella della Mezzaluna Rossa, che è l'equivalente della Croce Rossa, diciamo, per la parte orientale, per il Medio Oriente, per quanto riguarda, diciamo, il sostegno, il supporto alle crisi umanitarie. Lo scenario è cambiato, gli scenari sono cambiati, perché i conflitti in questo momento in atto, sia quello in Ucraina prima, adesso quello in Iran, in qualche modo
vi hanno fatto diciamo, avere nuove regole di approccio a quelle che sono le emergenze internazionali? Avete dovuto costruire delle nuove regole? Sì, ha detto bene, diciamo che lo scenario è cambiato. In questi 5 giorni, prima i giovani, ora i leader delle società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di tutto il bacino del Mediterraneo, quindi parliamo del Sud Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente, si sono confrontati su quelle che sono le esigenze dei territori. Questi meeting servono a fare squadra e anche a scambiarsi le esperienze su quelli che sono i temi più importanti, che sono i cambiamenti climatici, le migrazioni e la povertà. Però, come ha detto lei, ha fatto chiaramente sulla sua attualità, ha tenuto banco quello che è il problema relativo a una cosa che non ha più precedenti, non ha più limiti, che è quello della tutela delle popolazioni civili e degli operatori umanitari in caso di conflitto, considerato che il conflitto è proprio arrivato in maniera preponderante nel bacino del Mediterraneo e ha messo e mette in pericolo le vite delle persone, le vite degli operatori umanitari, le strutture ospedaliere e scolastiche che, come previsto dalle convenzioni di Ginevra, non sono un bersaglio. Ci troviamo con dei numeri clamorosi, abbiamo oltre 1 milione di sfollati in Libano, continuiamo a avere problemi di rinviare aiuti nei territori palestinesi. È una questione molto complicata e quindi le testimonianze dei presidenti delle consorelle sono state testimonianze molto forti, ma non ci siamo limitati chiaramente ad ascoltare le testimonianze, ma anche a cercare di approntare delle misure di cooperazione e di sostegno, ovviamente facendo appello agli stati, perché poi sono gli stati firmatari delle convenzioni di Ginevra che debbono consentire agli operatori umanitari di poter entrare e che debbono evitare del tutto di attaccare la popolazione civile. Valastro, le volevo chiedere qual è la difficoltà maggiore oggi nell'intervenire in questi territori dove di fatto si combatte? Che non c'è sicurezza per gli operatori umanitari e a volte non c'è proprio possibilità di entrata per gli operatori umanitari. Non c'è sicurezza e quindi è difficile inviare anche missioni internazionali di aiuto e non c'è possibilità di entrata e quindi è anche difficile inviare cibo, medicinali, materiale per bambini e quello che è utile per la sopravvivenza. Queste sono le due cose più complicate e sono diretta conseguenza del non rispetto delle normative di diritto internazionale umanitario riconosciute e firmate. E in questo scenario il fenomeno della migrazione, quella clandestina fra le altre cose, aumenta, cresce, immaginiamo, perché i trafficanti in mezzo a queste difficoltà provano ancora una volta ad approfittare di chi magari è in sofferenza. Sì, guardi, il movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha una strategia in questo senso ben precisa, non entra ovviamente nel merito dei dibattiti politici su quelle che sono le modalità di gestione del fenomeno migratorio che sono evidentemente in capo ai governi e alle organizzazioni internazionali, ma si occupa dell'umanità, quindi si occupa di aiutare chi arriva, chi parte, chi viaggia in condizioni a volte disperate e facendo anche in modo che non entrino, come che è il pericolo più grande, nel traffico di esseri umani che può avere delle conseguenze mortali anche per le stesse persone. Noi abbiamo paesi, l'Italia, come sapete, la Sicilia nello specifico è un porto di arrivo. Poi noi abbiamo, ci sono i porti di partenza in Nord Africa, ci sono altre società nazionali come quella turca, quella greca, quelle altre del Medio Oriente e tutti i Balcani che hanno delle azioni pure di sostegno perché anche loro hanno un flusso migratorio in entrata molto molto importante, così come Spagna e Francia. Ecco, come dicevo, il fatto di essere tutti uniti, proprio tutti questi paesi che ho citato, cerca di arrivare a prevenire le vulnerabilità o comunque aiutare i più vulnerabili, ma poi ci fermiamo, nel senso che quella che è la gestione del fenomeno
fenomeno non è di nostra competenza. Cerchiamo di fare in modo, anche con una corretta informazione, anche nei luoghi di partenza, di non far cadere queste donne, questi uomini e questi bambini non solo nella violenza, ma addirittura nel traffico di esseri umani e di organi. Valastro, lei certamente, tutti voi avete un punto di osservazione particolare, diciamo. Che cosa avete osservato e se c'è stato un mutamento dei flussi migratori da quando sono cominciati i conflitti? Non mi riferisco soltanto al conflitto in Ucraina, ma adesso anche il conflitto nel Golfo. Guardi, c'è un aumento dei flussi migratori dalla parte asiatica. E c'è un aumento che noi in Italia in parte vediamo, ed è un aumento che vedono più che altro tutte le consorelle dei Balcani, fino ad arrivare poi alla Turchia. Questo è un aumento più grosso, c'è come una diminuzione dei flussi migratori dai paesi africani. È un fenomeno di cui non ci sappiamo ben spiegare le motivazioni, nel senso che sono bloccate le partenze e non è chiaro se sono bloccate in maniera legale o in maniera illegale, nel senso che, come è noto, ci sono delle situazioni, soprattutto in alcuni paesi, dove i migranti vengono tenuti in carcere. E quindi è vero che non arrivano nelle nostre coste, però comunque sono seviziati in quei paesi, quindi anche lì l'azione di Croce Rossa tenta di entrare in queste carceri, quantomeno per assicurare, non dico la dignità, ma quantomeno la sopravvivenza delle persone. E le volevo chiedere, le risultanze evidentemente di questo confronto che c'è stato ad Acireale, in qualche modo verranno poi esposte ai rispettivi governi nazionali, immaginiamo, no? Sì, assolutamente, totalmente. Una delle cose di cui ci siamo su cui ci siamo impegnati, quello di fare advocacy, come si dice in gergo, quello di fare una pressione gentile da parte nostra verso i governi, verso le istituzioni internazionali, tutti insieme, per far comprendere che alla fin fine quello che interessa è la dignità dell'uomo, la dignità della donna, e che in questo senso va salvaguardata. La Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, quando parlano con i governi, agiscono in maniera sempre riservata, in maniera confidenziale, perché ci rendiamo conto che i passi vanno fatti nelle giuste sedi, quindi non vedrete mai delle proteste di piazza, non perché noi non ci teniamo, ma perché abbiamo questo canale con i governi di discussione e si cerca di fare dei passi uno per uno. Certamente i telespettatori ricorderanno quando sono stati, ad esempio, se è stato fatto lo scambio tra i prigionieri israeliani, i prigionieri palestinesi, che le macchine che favorivano lo scambio erano macchine della Croce Rossa internazionale, perché alla fin fine è l'unica organizzazione di cui gli stati si fidano, proprio perché non prende posizione, ma si occupa esclusivamente di aiutare, senza giudicare. Prima di lasciare un'ultima domanda, un'ultima osservazione, ed è legata al fatto che, insomma, queste difficoltà che incontrate, il fatto che ci siano questi conflitti, le guerre, in qualche modo ha rallentato l'arrivo di nuovi volontari, oppure questo effetto non c'è? No, non c'è questo effetto, i volontari continuano a entrare. Certo, comprendo, la sua domanda è assolutamente interessante, perché quando c'è un senso di scoramento per cui non è possibile agire, è chiaro che ci si interroga sul perché si fa parte di un'organizzazione. Però l'azione c'è sempre, c'è comunque. Noi non diciamo abbiamo salvato solo una vita, abbiamo salvato ben una vita. E questa è una cosa che viene intesa. Abbiamo la popolazione italiana e quella di questa regione bellissima della Sicilia, che risponde tanto ai nostri appelli, e quindi i nostri corsi per diventare volontari sono sempre aperti, e abbiamo avuto anche una crescita. In Italia la Croce Rossa può contare su 150.000 fra volontari e volontari, ed è un numero che, devo dire, è invidiabile a livello internazionale. Grazie a Rosario Valastro, che è il presidente della Croce Rossa italiana. Un grazie soprattutto per quello che fate
ogni giorno, ogni istante, non solo in Italia ma in tutto il mondo, con le vostre, diciamo, diramazioni in Italia ma poi nel resto del mondo. Siete sempre presenti e negli scenari anche più complicati c'è sempre un mezzo, come diceva lei, sottolineava, della Croce Rossa, c'è sempre un uomo, delle donne della Croce Rossa, dei volontari che aiutano e sostengono chi è in difficoltà. Una buona giornata e un buon lavoro, Valastro. Grazie. Grazie a lei. Adesso guardiamo le previsioni meteo e poi continueremo a parlare in qualche modo di, di emergenza con il presidente del Seus 118 Sicilia. Parleremo, diciamo, del ruolo decisivo di chi chiama i soccorsi. Tutto questo fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì ciclone freddo ancora attivo sul nostro territorio porterà dei fenomeni sul medio Adriatico e al sud peninsulare. Dunque diamo uno sguardo alla situazione meteo in Sicilia, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso, coinvolgeranno principalmente il versante tirrenico con isolati sconfinamenti fin verso le aree interne. Attenzione al vento, questo sarà l'elemento fondamentale della giornata, soffierà sostenuto con raffiche anche oltre 100 km/h e con temperature che in molte località saranno in calo. Uno sguardo adesso alla situazione per la giornata di sabato, dove avremo nubi sparse alternate a delle schiarite con qualche isolato rovescio di pioggia sul messinese, ma più nella prima parte del giorno. I venti soffieranno ancora sostenuti sulle coste e nelle aree interne e le temperature massime non subiranno particolari variazioni, in alcune località saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Le previsioni meteo. Intanto, come anticipato, con noi c'è il presidente del Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro. Buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Prima abbiamo parlato di Croce Rossa e di quello che fa la Croce Rossa in scenari particolarmente complicati. Il 118, Seus 118, interviene in Sicilia anche in scenari complicati e alcune volte, diciamo, imprevisti e forse quasi improbabili, no? in alcune circostanze. Assolutamente, e intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Assolutamente Angelo, devo dirti che i ragazzi, tutti quelli che sono gli operatori del 118 siciliano, gli autisti soccorritori, che sono coloro che io diciamo tra virgolette coordino e governo, ma a tutti i sanitari ovviamente del 118, hanno ormai delle capacità professionali, intuitive, empatiche anche nel riuscire ad approcciare al meglio in svariate problematiche di urgenza, di emergenza-urgenza, di soccorsi che vanno molto spesso al di là. Ti ricordo il caso che ci fu di recente a Scicli, dove i ragazzi sono riusciti a smascherare una violenza domestica, quindi voglio dire c'è una grande esperienza che va al di là del semplice soccorso sanitario. Diciamo che il sistema emergenza dà affidamento e si affida a persone preparate, persone straordinarie, pronte ad intervenire in qualsiasi situazione. Stamattina vogliamo parlare anche di quanto sia importante la chiamata, no? Al numero di emergenza. Non ha importanza chi fa questa chiamata, l'importante è che ci sia, perché un recente caso di un bambino di 4 anni che non si è verificato in Sicilia, però ha chiamato il 118 per un'emergenza e in qualche modo ha salvato la mamma, ma un bambino di 4 anni, quindi diciamo che non è necessario essere medici in alcune circostanze per poter salvare una vita, basta semplicemente avere un rapporto con chi dall'altra parte ci può dare un suggerimento, oppure la tempestiva telefonata può aiutare a salvare una vita, semplicemente una telefonata. Assolutamente Angelo, assolutamente, ed è questa chiaramente nella situazione tra virgolette drammatica che grazie al cielo è andata a buon fine a Rovigo, è quello che poi di fatto diciamo noi da 3 anni, da quando mi sono insediato, nel corso di quelle campagne informative che abbiamo realizzato in collaborazione con le prefetture della regione siciliana e con l'assessorato regionale della salute, campagne informative
proprio rivolte alle scuole di ogni grado, questi bambini con grande capacità di sensibilizzarsi e partecipativa, abbiamo detto che chiunque può fare la differenza, chiunque può attivare un soccorso ed essere fondamentale per un familiare, per un amico, per un conoscente, perché basta una chiamata al numero unico di emergenza 112 e viene ribaltata agli organismi di competenza in base a quella che è la natura del soccorso. Quindi è una cosa che, ripeto, nella drammaticità, ma grazie al cielo è andata a buon fine, rispecchia quello che noi diciamo sempre: chiunque può salvare una vita umana. A proposito dell'importanza del personale del 118, del personale che interviene nelle emergenze, nella giornata di ieri c'è stata questa audizione in Parlamento e si è parlato anche di una copertura normativa per un miglioramento anche della posizione diciamo, di tutti questi operatori che intervengono in situazioni estreme, difficili, complicate. Assolutamente, c'è una volontà in atto politica ben diciamo, definita da parte mia come Presidente SEUS 118 Sicilia. Chiaramente mi batterò sempre al fine di sollecitare gli organi competenti, la politica, perché possa essere al più presto riconosciuta da un punto di vista proprio normativo la figura dell'autista soccorritore. Questi ragazzi davvero fanno un lavoro eccezionale, è un lavoro, va detto Angelo, a chi ci sta seguendo, è un lavoro usurante a tutti gli effetti, perché c'è un impegno incredibile, c'è una grande capacità professionale e intuitiva, stiamo parlando proprio di queste capacità anche degli operatori nel saper leggere, tra virgolette, la chiamata urgente che arriva, e quindi indubbiamente il riconoscimento della figura dell'autista soccorritore, ma il riconoscimento degli operatori è sicuramente un aspetto essenziale, basilare, che nel 2026 va assolutamente riconosciuto. Ma tutto questo aiuta anche ad avere un sistema emergenza-urgenza, diciamo, più efficiente, ancora più moderno. Anche più professionale, perché viene riconosciuta la figura professionale, il professionista dell'emergenza-urgenza. E a proposito di emergenze urgenze, che cosa possiamo dire? Quali sono, diciamo, a parte, diciamo, il riconoscimento normativo per gli operatori che intervengono, in che direzione si sta andando e che cosa si sta cercando di avere? Ma, diciamo, la direzione fondamentale, quella che è il futuro, ma ormai è chiaramente il presente, è quella della digitalizzazione, il 118 digitale, dove noi abbiamo avuto e abbiamo un ruolo importante come SEUS 118 Sicilia, che ovviamente oggi in maniera anche molto più rapida stiamo cercando proprio di definire nei vari territori questo tipo di collegamento, permette di far interloquire, connettere l'ambulanza, quindi l'equipaggio, con i pronto soccorso, e quindi trasferire sia tutto ciò che si è fatto all'interno dell'equipaggio, quindi le terapie, la diagnosi prima che viene fatta all'interno dell'equipaggio, i farmaci che si sono utilizzati, e quindi abbattere la rete tempo dipendente, che diventa più rapida, e quindi si arriva già al pronto soccorso, già sanno il caso clinico che sta giungendo, quindi chiaramente si abbatte di molto. Chiaramente capisci bene che stiamo parlando a volte di secondi, certo, per salvare una vita umana, soprattutto per la diagnosi e il trattamento della patologia. Il nostro è un sistema molto articolato, però che confluisce tutto nel 112, adesso c'è il numero unico delle emergenze, lì ci sono, diciamo, uomini e donne specializzati nell'indirizzare poi subito e nel canalizzare questa telefonata. Che ne so, servono le forze dell'ordine, arrivano le forze dell'ordine, serve un mezzo di pronto soccorso, arriva un mezzo, diciamo, per aiutare. Stiamo vedendo delle immagini della sala operativa che è qui all'ospedale, qui a Catania, ospedale Cannizzaro. Al Cannizzaro. E Palermo pure c'ha la sua centrale. E quindi ci sono due strutture importanti da dove si irradiano poi questi interventi di soccorso. In quanto tempo mediamente riuscite a
a soddisfare una chiamata di emergenza? Ma chiaramente qua parliamo di secondi, i ragazzi ormai hanno una capacità nell'arco di davvero pochi secondi di capire, di comprendere, di saper leggere la problematica e ribaltarla. Anche perché chi magari telefona non ha in quel momento la necessaria lucidità, allora deve essere guidato, no? Certo, ma loro infatti hanno questa capacità ormai intuitiva nel capire, nel comprendere anche attraverso brevi parole quella che è la situazione in atto. Noi tra l'altro vantiamo avere anche l'applicazione Where Are You, un'applicazione silenziosa che permette anche di geolocalizzare la chiamata anche in situazioni non soltanto, come ho detto prima, sanitarie, ma di una violenza domestica o di una intrusione domestica da parte di un chiaramente malintenzionato, di un malvivente. Prima di salutarci vorrei tornare a quanto è successo ieri in questa audizione. Sono emersi aspetti nuovi, su cosa state puntando? Ma guarda, noi diciamo il focus è stato quello di omogeneizzare quella che è l'emergenza-urgenza nazionale, cercare di creare dei modelli che possano essere anche condivisi a livello proprio nazionale, perché di fatto poi c'è un po' una distribuzione a macchia di leopardo fra i vari territori dove l'emergenza-urgenza, per esempio abbiamo parlato di Rovigo, lì il SUEM, che praticamente è questo servizio emergenziale, è diviso secondo le 7 province. Noi invece abbiamo una distribuzione regionale, perché la SEUS 118, che si occupa di mezzi autisti soccorritori, è un braccio della regione siciliana. Si cerca proprio di creare un collegamento che sia più omogeneo da parte di tutti i territori, anche per la formazione di tutti gli operatori. La cosa bella, Angelo, è che noi come Sicilia, e questo è un vanto per tutti noi, per i siciliani, questo modello che parlavamo della campagna informativa o dell'112 che abbiamo fatto nelle scuole, che ci ha permesso di superare oltre 10.000 studenti raggiunti in questi 3 anni, è stato diciamo inglobato ed è stato percepito come un modello da parte di altri territori, e si sta cercando di creare anche una omogenea formazione, un'omogenea campagna informativa fra le varie regioni, quindi diciamo potremmo anche esportare questo modello. Bene, grazie allora per essere stato con noi stamattina a Riccardo Castro, il presidente del SEUS 118 Sicilia. Buon lavoro. Grazie Angelo. E allora ci fermiamo ancora e fra poco parleremo, ahimè, ancora una volta di caro voli. Fra poco. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia. Come annunciato è il momento del caro voli, e per questo abbiamo in collegamento stamattina Carmelo Calì. Buongiorno. Buongiorno voi ascoltatori. Grazie al presidente nazionale di Conf Consumatori. Ci siamo, Siamo a pochi giorni dalla Pasqua e noi ci ritroviamo puntuali, prima per Natale, adesso per Pasqua. Insomma, che cosa succede? È sempre lo stesso tema, sempre lo stesso algoritmo che modifica praticamente puntualmente questi prezzi che diventano qualcosa di insostenibile. Ieri noi abbiamo fatto un tentativo, abbiamo cercato di acquistare un volo che ci potesse portare da Milano fino in Sicilia, prezzi che hanno superato anche gli 800 euro, addirittura è più conveniente andare a New York piuttosto che rientrare in Sicilia. Ma diciamo che la ghigliottina è sempre pronta per le vacanze degli italiani e dei siciliani, e anche in questo caso ci troviamo di fronte alla solita ghigliottina. A pagare sono i consumatori, e noi dobbiamo capire una cosa. Su questa faccenda è come se sta calando una sorta di rassegnazione, oserei dire, ma non vi deve essere nessuna rassegnazione. Certamente c'è un po' di scorramento, perché qualche mese fa l'antitrust, concludendo un proprio procedimento, ha sostanzialmente detto che non c'è nessun cartello tra le compagnie aeree. Ora, massimo rispetto quindi per questa decisione,
però è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, perché le compagnie continuano a fare a gara tra di loro, non a chi applica il prezzo più basso per i consumatori, ma chi applica il prezzo più alto, come lei portava come esempio. Allora questo significa che la concorrenza è andata a farsi benedire e non esiste più, perché se il principio di concorrenza significa che si aumentano i prezzi, qualcosa nel sistema non ha funzionato. Allora, rispetto a quello innanzitutto che è il provvedimento dell'antitrust, noi riteniamo che la partita non può ritenersi chiusa per un motivo, perché bisogna contestualizzare il provvedimento all'interno di quello che è stato a suo tempo chiesto da parte del soggetto segnalante. Questo significa che vi sono altri profili di legittimità nel comportamento delle compagnie che dovrebbero essere sottoposti all'attenzione dell'antitrust. Noi stiamo lavorando su queste ipotesi e nei prossimi giorni o nei prossimi mesi presenteremo altra segnalazione mettendo in evidenza altri profili e chiedendo che l'antitrust si pronunci anche su questo. Quindi su questo versante la partita non la riteniamo chiusa. Calì, le volevo dire, però il problema è sempre quello. Se diciamo la vendita viene affidata ad un algoritmo, un algoritmo che cosa fa? Chiaramente percepisce che in quella fase sta arrivando un numero maggiore di prenotazioni, di richieste, si va in rete e si cercano biglietti. Ovviamente questo algoritmo viene tarato in modo tale che quando c'è una maggiore richiesta, diciamo, una maggiore domanda da parte del consumatore, questo prezzo va verso l'alto, sale, perché si capisce che si può massimizzare il profitto. Fino a quando si ragiona in questo modo, fino a quando c'è questo sistema, sarà difficile poter scardinare quello che non è magari un cartello, come dice l'antitrust, ma è un sistema di vendita però. Ma sì, allora l'algoritmo, anche qui si sostiene che non esiste l'algoritmo e quindi qua siamo anche da questo punto di vista un pochettino, diciamo, in una fase di stallo, perché che l'algoritmo non esista è tutto da dimostrare, perché appunto, come diceva lei, ci può essere, di fatto è quello che accade concretamente, perché l'algoritmo è come se conducesse una sorta di programmazione dei costi, addirittura non rispetto a quello che può essere un evento come può essere la Pasqua, l'avvicinarsi di un periodo particolare, ma noi abbiamo ricevuto segnalazioni, molte segnalazioni in cui l'algoritmo fa il furbo anche rispetto al singolo consumatore che prenota, cioè basta che il consumatore esce un attimo dal sito per verificare altre compagnie e poi tornare, l'algoritmo subito fa ritrovare un prezzo più alto, ma stiamo andando anche in ipotesi più ampie. C'è stato segnalato proprio in questi giorni il caso di un signore che era andato avanti col processo di pagamento, quindi aveva inserito tutti i dati per il pagamento. Nel momento in cui ha dovuto fare il pagamento, viene comunicato che c'è stato un errore del sistema e che quindi deve riprovare. Riprova e quel volo che aveva acquistato a 218 euro non esisteva più nessun volo su Economy, ma esisteva solo su Business a 480 euro. Quindi qua siamo anche, c'è un algoritmo che sta appostato dietro l'angolo per vedere al singolo consumatore cosa sta facendo. Quindi la questione, noi diamo sempre i consigli come tentare di sottrarsi agli algoritmi, cioè se il consumatore vuole verificare
più compagnie non chiuda diciamo, l'accesso ai portali delle varie compagnie, li tenga sempre aperti, così l'algoritmo pensa che ancora sta collegato. Poi c'è sempre la possibilità di collegarsi come anonimo, quindi l'algoritmo sa che non è il signor Rossi che si sta collegando e quindi non è in grado di valutare o di fare una cosa di questo tipo. Quindi questa è un'altra questione. Certamente resta il problema generale che noi abbiamo sollevato e continuiamo a sollevare. Gli interventi della Regione si sono rivelati dei pannicelli caldi non risolutivi. Noi abbiamo a suo tempo dato la massima adesione a questo strumento di rimborso parziale perché ritenevamo che in una fase transitoria per andare a un provvedimento più definitivo che risolvesse il problema, questo poteva aiutare in una situazione, chiamiamola, se non emergenziale, comunque di passaggio. Naturalmente questa fase transitoria si è dimostrata una fase definitiva, quindi ormai è come se anche la Regione che continua a erogare questi fondi si fosse rassegnata in maniera ineluttabile a questa possibilità per la compagnia di applicare. Questa non può essere mai la strada. Lo abbiamo detto sin dall'inizio, quando abbiamo detto ok, lo diciamo adesso, in cui ribadiamo che lo strumento deve essere rivisto. La continuità. Sì, la continuità territoriale, lei diceva, deve essere effettivamente tale. No? La continuità territoriale è la soluzione. Io non capisco perché ancora su questa continuità territoriale tutti si girano dall'altro lato, e quando dico tutti, nessuno escluso, perché è chiaro che la continuità territoriale non capisco perché non si possa fare per la Sicilia. La Sicilia sconta dal punto di vista dell'insularità quel gap che è chiaro, quindi non è che c'è tanto da discutere. Allora perché non si vuole la continuità territoriale? Cosa c'è dietro questo silenzio su questa scelta? Non si capisce. Naturalmente quello che è possibile per non dico che quello che è possibile per altre regioni, ad esempio la Sardegna, ma in Sicilia le piccole isole ce l'hanno, perché è chiaro che ci sta. Però se la continuità territoriale adesso è stata applicata anche per l'aeroporto di Comiso, e io dico benvenuta la continuità territoriale su Comiso, allora perché per Comiso vale e per Catania o Palermo non deve valere? Qual è il motivo? Allora, penso che bisogna aprire e discutere queste cose, perché altrimenti noi ci ritroveremo qui fra qualche mese a ridosso dell'estate per dire che le compagnie continuano con il loro strapotere nei confronti dei consumatori. Allora, vogliamo tutelare i consumatori o vogliamo fare una politica dei pannicelli caldi in cui diamo un rimborso che poi, attenzione, serve alle compagnie? Perché le compagnie, la percentuale di rimborso si va a applicare sul prezzo che applicano le compagnie, quindi le compagnie applicano il prezzo alto e si prendono il rimborso. I consumatori hanno, diciamo, la magra consolazione di ricevere qualche spicciolo, ma non certamente di avere prezzi bassi, perché la questione, attenzione, è questa. Il problema è avere prezzi bassi giusti per quello che è il servizio che viene prestato, ma non avere rimborsi irrisori. Quindi se vogliamo discutere di queste cose si può discutere, altrimenti significa che nessuno vuole risolvere questo problema. Non c'è altro da aggiungere. Assolutamente, proprio così, soltanto per ricordare che anche quest'anno ci sarà a Pasqua, quindi fra qualche giorno, il Sicilia Express, che parte come sempre da Torino e poi arriverà in Sicilia, ma come sappiamo i posti sono molto limitati, circa 550, fra le altre cose la partenza è prevista il 2 aprile e al momento ancora i biglietti non sono in vendita, quindi bisogna capire come si farà poi per poter avere questi biglietti. Sarà una corsa diciamo quasi impossibile da poter fare, perché 500 biglietti da vendere forse in un'ora, forse di meno,
capite bene che nessuno avrà la possibilità, forse qualcuno insomma ci riuscirà, però moltissimi resteranno fuori da questa possibilità del Sicilia Express. Questa è la prova provata che il treno non è lo strumento con il quale il siciliano può spostarsi, perché anche questo è uno strumento eccezionale messo in campo per la Pasqua in maniera del tutto limitata. Quindi ancora una volta anche questi interventi sul trasporto ferroviario dimostrano che la Sicilia si trova in una condizione di isolamento che non riesce a essere supplito dalle ferrovie, quindi ancora di più questi interventi sono ulteriore conferma che la soluzione deve essere quella della continuità territoriale. Grazie Carmelo Calì per essere stato con noi, presidente nazionale di Confconsumatori. Adesso grazie, una buona giornata. Ci fermiamo, ma per modo di dire, perché c'è la sigla dell'oroscopo, c'è Marco Amato. Vediamo. Eccoci Marco, buongiorno, buon venerdì e il weekend. Che cosa ci dicono le stelle per il nostro fine settimana? Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Allora vi racconto di un fine settimana alquanto movimentato, perché partiamo da una luna molto emotiva in Cancro, congiunta peraltro a Giove, quindi alza l'asticella delle aspettative, delle curiosità, anche col suo buon rapporto con Mercurio. Cosa accade? Che Cancro, Scorpione e Pesci iniziano questo weekend con delle aspettative positive molto belle, molto importanti, aspettando un bel risultato. Ma è realmente così? Sì, nella prima, ma poi verso sabato e domenica sono i segni di fuoco a trionfare, proprio perché Leone, Sagittario e Ariete godranno invece dei favori della Luna, tutte in trigono con Nettuno, Saturno, Sole e Venere. In parole povere, cosa succederà? Per gli Ariete avrete un weekend decisamente passionale e dinamico, proprio perché la Luna da sabato sera inizia un processo che tende a stimolare prima la vostra sensibilità, poi la vostra visione delle cose e poi finalmente Venere. Quindi ottimo per voi. Scusate, Toro, per voi invece il weekend potrebbe risultare un po' stancante proprio perché la Luna arriva in quadratura. Oggi invece le dolcezze della Luna in Cancro vi aiuteranno invece a sopportare meglio un po' tutto. Gemelli, per voi è un weekend molto piacevole proprio perché incontrerete persone nuove e disporrete anche di decisioni nuove. Verrete a sapere delle piccole curiosità proprio perché il vostro Mercurio è protagonista di tutto ciò e alcune cose che vi incuriosivano. Weekend è decisamente da argento vivo, tipicamente gemellare. Cancro. Da oggi siete un po' i re di questo weekend, fino però a domenica, quando poi la palla passerà al Leone, per cui incamerate bene una quantità d'affetto con Giove così stretto, Mercurio e Marte vicini, potete di tutto, soprattutto se state vivendo una grande e bella passione, però poi dovete oggettivizzare un po' le cose, perché la Luna in Leone vi chiederà di rendere nel concreto un po' i vostri sentimenti e strutturarli. Leone, ecco che voi la domenica, il vostro giorno, il giorno del sole, siete proprio in trionfo. La Luna arriva da voi portando con sé tutti i trigoni dall'Ariete, per cui il re della foresta ancora una volta incoronato, felice e soprattutto un po' più tronfio di un ruolo di cui al lavoro siete stati investiti e di cui magari potete anche un po' vantarvi con gli amici. Vergine. La Vergine inizia con buoni propositi questo weekend organizzativi, purtroppo dovrete sottostare un po' a delle esigenze di qualcosa che vi sta a cuore e a cui dovete sopperire. Non per questo mancherà né la romanticità delle persone che vi compensano affettivamente, ma qualche problemino pratico dovrete pur risolverlo. Bilancia. Questo weekend inizia in maniera molto stanca con la Luna in Cancro, ma riprende Verve quando la Luna sarà in Leone, quindi da sabato sera in poi. Cercate quindi di fare dei programmi un pochino post-datati. Stasera magari rilassatevi con una bella cenetta al lume di candela ed evitate le mundanità. Scorpione, per voi oggi inizia una bellissima fase, una fase compensativa che niente vi può togliere.
Mercurio e Marte soffriranno peraltro sabato e domenica ai capricci di una luna che vi creerà di nuovo insicurezze, ma non per questo non sarete assolutamente felici delle vostre dinamiche intime, affettive. Sagittario, trigoni da tutte le parti per voi, quindi un weekend in piena regola Sagittario, fatto di viaggi, di incontri, di piccoli spostamenti, di partenze e di tutto quanto vi allieta. Capricorno, per voi oggi è una giornata da chiudere in un weekend lavorativo un po' fastidiosa, con la luna in opposizione che non vi rende soddisfatti. Eppure però la luna vi lascerà in pace domenica, un weekend da dedicare al riposo e all'intimità, anche lucubrando su qualche strategia di gruppo. Acquario, i sogni di questo venerdì troveranno un po' una conferma più o meno pratica sia sabato che domenica, quando la luna sarà in opposizione. Per adesso il cielo dell'Acquario gode di tanti appoggi in senso comunicativo, ma non potrete sottrarvi all'essere presenti in determinati ambiti di cui ormai avete una piena responsabilità. Non si può solo sempre fare fantasia. Pesci, ottimo weekend, inizia per voi un weekend che conclude con dei risultati di cui voi stessi andate fieri. La Luna e Leone vi lascerà modo di essere un pochino più leggeri, mentre i pianeti in Ariete promettono evoluzioni economiche che tutto lo zodiaco vi augura. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Angelo, buona giornata, buon weekend e buon weekend a tutta la Sicilia. Grazie a te Marco, ci vediamo ovviamente lunedì e un buon fine settimana anche a te. È il momento invece di vedere e seguire che cosa ci offre la nostra regione proprio nei prossimi giorni, già a partire da oggi per il fine settimana. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. A Messina si apre il fine settimana con Luchè, atteso giovedì 26 marzo, al Pala Rescifina, con una delle date del suo Luchè Arena, un appuntamento che porta in città il repertorio più recente del rapper napoletano, dentro uno dei live siciliani più rilevanti di questi giorni. Giovedì 26 marzo Trapani ospita al Cineteatro Ariston La Sera dei Miracoli, omaggio musicale dedicato a Lucio Dalla. Lo spettacolo torna in Sicilia dopo il successo dello scorso anno e parte proprio dalla città trapanese, con la prima delle date annunciate nell'isola. A Palermo prosegue fino a domenica 29 marzo Alice il musical, in scena al Nuovo Teatro Orione. Lo spettacolo accompagna il pubblico dentro il mondo fantastico del Paese delle Meraviglie, con un allestimento costruito sul celebre immaginario di Lewis Carroll. A Catania arriva questo weekend con gli ultimi giorni della grande mostra allestita alla Fondazione Puglisi Cosentino, dove è protagonista un percorso dedicato all'arte moderna e contemporanea da Roma a Catania. L'esposizione resta visibile fino al 29 marzo ed è uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo del fine settimana etneo. Venerdì 27 marzo a Siracusa, Claudio Cassisa porta in scena Inconcludente al multisala Planet Teatro Vasquez. È uno spettacolo che si muove tra racconto biografico e ritratto generazionale, lavorando su fragilità, slanci e contraddizioni del mondo dei millennial. Nel capoluogo siciliano, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, il Teatro al Massimo accoglie Il Lago dei Cigni. Il balletto di Ciaukowski arriva a Palermo con uno dei titoli più noti e irriconoscibili del repertorio classico, protagonista del cartellone del weekend. Domenica 29 marzo ad Alcamo torna a vivere la Passione di Cristo, con oltre 200 figuranti in costume coinvolti tra le vie del centro storico, un appuntamento che intreccia rappresentazione sacra e tradizione cittadina, segnando uno dei momenti più caratteristici di questo fine marzo. E anche per questo fine settimana è tutto, vi auguriamo un buon weekend. E prima di chiudere diamo un'ultima sbirciata ai quotidiani con Lorena Dolci.
Sì, abbiamo parlato durante la rassegna stampa anche del caso di Bergamo, del ragazzo della diretta social, il ragazzo che ha coltellato la professoressa, e l'allarme da parte di tanti. Ebbene, in America c'è una ragazza che ha battuto i social, la mia vita distrutta dai like, una ventenne che era arrivata a stare sui social fino a 16 ore, ha citato in giudizio questi big della Silicon Valley, sostenendo di essere stata danneggiata da una dipendenza causata dai social media. Ebbene, i giudici gli hanno dato ragione, hanno condannato 2 aziende, Meta per quanto riguarda l'uso di Instagram e Google per YouTube, che fino ad oggi erano ritenute intoccabili e che dovranno pagare $3 milioni alla ventenne. Beh, insomma, una bella vittoria per questa ragazza, è un po' in linea con quello che si sta portando avanti anche da queste parti in Europa, diciamo così. E loro l'hanno inventato per primi e stanno cercando correttivi anche per primi. Esattamente. Grazie allora a Lorena Dolci per essere stata con noi questa mattina. Dobbiamo ringraziare in regia Francesco Gigante, fino la Leggia, con noi anche Fabrizio Rizzo e anche Alessandro Pantano, che hanno garantito chiaramente la messa in onda di questa puntata di oggi di Buongiorno Sicilia. Ci ritroviamo lunedì. Buon fine settimana.